Cari amici, ben ritrovati, ritorniamo a Fregona e ritorniamo in quella che è la sede ufficiale del Torchiato di Fregona. Siamo alla 47esima mostra del Torchiato di Fregona e di Colli di Vini Coneglianesi. In nostra compagnia la poliedrica presidente della Proloco, Francesca Bertolini. Francesca, ben ritrovata, Buongiorno, grazie, Luigi. grazie di aver accettato il Grazie nostro a te. invito. Io direi di partire un po' in maniera diversa per la nostra chiacchierata, dei ringraziamenti. Sì, allora certo, sono le cose più importanti. E io ringrazio assolutamente quelli che sono i volontari, i consiglieri che sono con me impegnati in questa manifestazione. È una manifestazione ovviamente impegnativa, anche perché si svolge su 3 fine settimana e senza di loro è evidente che non si potrebbe fare nulla. Ringrazio anche la cantina produttori del Torchiato che ci ospita anche quest'anno in questa loro sede. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ogni anno, ogni evento è sempre presente, appoggia quelle che sono le nostre proposte e ci dà anche delle importanti possibilità di sviluppo proprio del lavoro di promozione della nostra Proloco. Francesca, abbiamo detto quindi 3 weekend, quindi tantissimi eventi, sicuramente non li potrai ricordare tutti e neanche vogliamo che li elenchi tutti, però c'è qualcosa in particolare che vuoi invitare i telespettatori a venire? Allora, le giornate di mostra hanno sempre comunque un riferimento dal punto di vista del raccontare la storia del Torchiato, è un aspetto che viene seguito direttamente dai produttori, e l'altra è proprio una persona che parla dei formaggi e degli abbinamenti con i formaggi. Ci saranno 2 serate più tecniche che sono i 2 venerdì prossimi, una organizzata dall'AIS e l'altra dalla FISAR, che sono le 2 associazioni più importanti, e lì la prima ha come tema una verticale di Torchiato, quindi sono 4 annate, e l'altra invece parla dei vini dei Colli di Conegliano. La domenica 21 invece il professor Angelo Costa Curta ci parla dei vini autoctoni, dell'importanza di mantenere questi vitigni in vita proprio per il territorio. Poi ci sono 2 passeggiate sulle colline di Osigo, che è la frazione in cui siamo con la mostra, molto belle, hanno anche un aspetto storico, una riguarda il Colle di San Daniele, l'altra riguarda l'antico torchio che c'è nella frazione Colle proprio di Osigo. Sono passeggiate ovviamente con panorami mozzafiato e con una guida che ci racconterà le peculiarità di questo territorio. Buongiorno a tutti, ci troviamo nella sede della cantina produttori di Fregona, che è la cantina dove si produce il Torchiato di Fregona. È una piccola cooperativa di soli 7 soci, è nata nel 2013, è stata inaugurata nel 2013, perciò quest'anno festeggiamo i 10 anni della cantina produttori Fregona, dove facciamo il Torchiato di Fregona. E avete deciso di festeggiarlo in maniera esemplare. Sì, usciremo, sarà una conferenza stampa il 19 a mezzogiorno con ospite e moderatore il vice direttore del Corriere della Sera, il signor Ferraro, perché oltre a festeggiare i 10 anni della cantina presenteremo il nuovo prodotto della cantina produttori Fregona, un Torchiato di Fregona riserva denominato 10 anni, perché fa 10 anni di invecchiamento fra appassimento, legno, acciaio e bottiglia prima di uscire sul mercato. Sì, noi seguiamo naturalmente altri eventi durante l'anno che sono comunque proposte nelle rassegne. Questa è una rassegna di Umpli Treviso, Primavera del Prosecco, in cui si inserisce la mostra. Poi abbiamo d'autunno Veneto dei Misteri, quindi un festival che guarda a spettacoli che hanno come tema il mistero, anche noi lì facciamo il nostro evento.
Boschi a Natale, che invece si sviluppa nel primo weekend di dicembre. E poi comunque abbiamo anche un evento sportivo, quest'anno è in calendario per l'11 di giugno in Cansiglio, nella parte del territorio fregonese della foresta del Cansiglio. E poi comunque abbiamo al momento ancora la gestione del Parco Grotte del Caglieron, che quella ci impegna tutto l'anno ed è l'attività principale ovviamente della Proloco. Abbiamo questo incarico che il Comune ci ha dato, e quindi insomma è un'attività molto importante per noi. Abbiamo sempre cercato di mettere insieme tutte le attività in modo che fossero più efficaci dal punto di vista della promozione. La mostra stessa ha la possibilità di dare una promozione ai visitatori del Parco Grotte, che quindi possono venire qua con il biglietto quando le hanno visitate e hanno una piccola promo. Questo è l'attività. Poi ci sono cose diverse, tipo la stampa di libri, che sono ogni anno, noi cerchiamo di portare, anche grazie ai contributi della Regione del Veneto, un libro che riguardi un po' la storia o comunque il territorio di Fregona. Poi altre attività sono il lunario, che tutti gli anni stampiamo e regaliamo a tutte le famiglie di Fregona. Quest'anno il tema è un contest fotografico sulle ombre, quindi proprio fotografie che hanno ombre tecnicamente, come i fotografi devono impegnarsi in questo. Questa è una mostra invece che riguarda l'ex cava, una cava della Italcementi, ed è in località Cisè, una frazione tra le più alte del comune di Fregona, ed è una mostra molto bella perché vuole richiamare l'attenzione a un luogo in questo momento abbandonato, ma che ha fatto anche questo la storia di Fregona, perché la cava è stata ovviamente utilizzata e tanti ci hanno lavorato, tanti hanno dei ricordi anche magari difficili, però insomma è un pezzo importante della storia di Fregona. E vi invitiamo quindi a venire qui a Osigo, frazione di Fregona, per venire a visitare la 47esima mostra del Torchiato, dei vini dei Colli di Conegliano e dei vini autoctoni della pedemontana del Cansiglio di Treviso. Grazie Francesca, e grazie ancora di questa bellissima chiacchierata. Ci vediamo durante la mostra e ai prossimi impegni. Grazie.